Scolaresca è in visita al Palazzo Reale della Provincia Regionale di Agrigento, un palazzo che si apre proprio all'esterno sempre più. Sì. Nonostante le province abbiano decretato l'abolizione delle province, abbiamo voluto fortemente questa iniziativa per esporre i documenti originali relativi alla Costituzione del Regno d'Italia del 1861 e oggi ricorre la 153esimo anniversario. Quindi rivolto a agli studenti delle scuole della provincia inferiore di ordine superiore, con presenti le autorità provinciali, abbiamo voluto significare che nonostante questi movimenti autonomistici in atto che si registrano, nonostante la crisi economica, i valori dell'unità d'Italia, della coesione, della democrazia e dell'identità italiana sono sempre attuali e costituiscono la base per la cultura dei nostri giovani che si affacciano a un futuro con una propria dignità e con sentimenti dell'unità nazionale. Tra l'altro un'unità nazionale che è costata anche parecchio sangue. Sì, molti sacrifici ci sono stati giorno dopo giorno, ma abbiamo un popolo e una nazione italiana.